Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Partiamo subito con il vaneggio dei vaneggi, nel senso ho registrato 20 minuti di video dove però non c'era l'audio, porca di quella zoccola, e adesso ho giocato una partita per fortuna che ho controllato, sono andato avanti così prima, certo è successo poco in realtà, a parte vabbè, che siamo fuori dalla Champions praticamente perché il calendario eh, abbiamo perso 3-1 a Bratislava con lo Slovan e quindi siamo fuori, cioè, salvo miracoli, siamo fuori. Che altro da dire? Non ho fatto, l'unico acquisto che ho fatto è di Arra, che però arriverà il primo gennaio, e ci siamo accorti che De Bruyne arriverà invece addirittura al prossimo agosto, quindi fra un anno, benissimo, bello. Stiamo provando a fare l'offerta a questo che è in trasferimento Russinio, vecchio, un giocatore non giovane, però sembra fortissimo. C'ha 26 anni, vorrei che era degli anni 40, praticamente. E niente, siamo abbastanza in difficoltà perché la sconfitta col 3-1 che ho commentato, cioè purtroppo non c'è il commento, però eravamo passati in vantaggio, poi abbiamo perso 3-1 negli ultimi 10 minuti, ma giocando malissimo, non sono molto soddisfatto per il momento. Sheva partita in colore e niente raga, adesso andiamo qua in Supercoppa e vediamo. Teoricamente con lo Shakhtar siamo strafavoriti, non ho giocato anche prima di campionato, cazzo. Però vediamo, insomma, sono preoccupato, ecco, sono sincero. La squadra chiaramente deve mantenere questa, assolutamente, purtroppo l'infortunio di Rebrov peserà molto. E niente, ho fatto i test, dovrebbe andare tutto quanto. Mi dispiace, meno male che ha perso solo una partita, ma sì, in tutti i sensi, persa voi, persa noi. Che bello. Vai. Vediamo cosa combiniamo, io però starei su positiva sinceramente, me ne frega di quello che dicono i giocatori. E vediamo un po' se riusciamo a portare a casa il primo trofeo stagionale. Mamma mia, cioè abbiamo proprio... perché cioè, giocare a luglio, dopo una preparazione ancora inutile, con l'intesa della squadra al minimo, cioè... è durissima ragazzi, è veramente dura. Guardate che sta volando via veloce, E alla fine è stata un po' come la prima partita, 1-0 subito, poi vola veloce, negli ultimi 10 minuti, pin pin pin, 3 gol, saluti. Niente, non giochiamo, non giochiamo. Dai bella. Niente. Sheva che non fa un'azione. Bello il primo tempo. Sheva assente addirittura. Il mio miglior giocatore, no? Bene. Molto bene. Infatti in questi appuntamenti Sheva segnava sempre, cazzo. No, ma non ci siamo proprio. Non ci siamo proprio. Vai bella. Siamo su offensiva perché vedere una squadra che gioca così è veramente deprimente. Mamma mia raga. Ok. Con Mikhailichenko. E vediamo. Dai, un'azione almeno. Rigore. Calcio di rigore. Oddio, Sheva ne ha sbagliati due in pre-campionato. Ti prego Andri. Sì, mamma mia. Shevchenko realizza. Solo gol pesanti per Andri. Cerchiamo di chiuderla 1-0 e poi la prima 14 tiri a 6 comunque, Sono tutti morti, fiori. Priest per blocking.
attenti, ai ai ai, non prendiamolo per piacere, bravissimo, dai andiamo a chiuderla, bravo Andrei. Bella no, bella, vai Bela, Mikhailichenko appena entrato, missile di Mikhailichenko, fuori di non troppo. Dai cacchio, dai, già che dovremmo fare una stagione senza Coppa Europea al 90%, almeno vincere una coppetta, dai, ai. Bravo, bravo Rudakov. Andrei cosa fa? Presto la prima! Gol! Su assist di Andrei! Mamma mia! Mamma mia. Dai che può arrivare subito il primo trofeino per il Cume. Trovato però tanto. Occhio non fa le cagate, occhio no. Buttala via. Fuori gioco! Ah ecco, no perché ragazzi. E si va a vincere il primo trofeino, va bene dai, almeno fa morale, grande Sheva, gol e assist, si è svegliato quando conta, peccato per la Champions. E intanto arriva il primo trofeino per Veneziano. Ok, ora si per la conferenza. Ok. 14 medaglie sono state assegnate, bellissimo. Ok, subito lo lodiamo perché dopo un secondo ha fatto già questo. E chiaramente andiamo anche dal nostro Shevchenchino. Ok, perfetto. E per noi arriva la prima medaglia e si gode ragazzi, arriva il primo medaglione. No, io ho bisogno di vedere queste cose. Eccolo qua, vincitori della Supercoppa Ucraina. Una coppa, però purtroppo siamo fuori dalla Champions. Aspetta un attimo sul telefono, che spa. Eccoci qua, scusate, andiamo avanti. Abbiamo lo Slovan Bratislava, ormai ecco questa è una cosa che ho detto che però non c'è perché il video non è andato a fancuore. Non farò altri acquisti perché nessuno vuole venire fino a gennaio e così, e pazienza insomma, dovremmo accontentarci, tanto avremo solo un obiettivo perché, ripeto, penso che la Champions League la saluteremo quasi certamente. Adesso vediamo a parte il brasiliano, se arriva magari potremo comprarlo a 7 milioni, in caso dopo si può rivendere, facciamo una plusvalenza. Ok. I tifosi della Dinamo ci credono, siamo fuori. Ok. Diamo un po' di ritmo partita. Ah. Sì, onestamente ci credo poco ragazzi, ve lo dico tranquillamente. Presta ha giocato bene, lo proviamo titolare, vediamo. E basta dai. Salviamo, tutta la nostra coppetta è arrivata. In ogni caso quando lasceremo Kiev una coppa c'è, quindi questo è l'importante, andare via dalla squadra con almeno un trofeo in carniere, almeno uno arrivato. Vabbè, il campionato vorrei vincere. Questo non mi ricordo, cioè questo perché se non mi ricordo più cosa ho detto su un video, su un altro, cioè penso di fare il progetto è 2 anni, il primo anno così, il secondo anno comprare, vedere di vincere qualcosa, di vincere qualcosa a livello europeo. E dopo andare via, ma riportare Sheva in tutte le squadre dove andiamo. Vedremo insomma. Siamo favoriti, boh, non so dove però.
giochiamo subito offensivi perché tanto c'è poco da difendere. Vai. Basterebbe un 2-0, basterebbe, però, vai. Subito attacca il Bratislava. È uno squadrone il Bratislava, cioè, abbiamo visto le statistiche nella prima video. Cioè, diciamo che in Champions è difficile contro qualsiasi squadra, questa è la cosa bella perché rende tutto imprevedibile. La cosa difficile è che Shevers mi fa il gol e possiamo giocarcela, dai! No! Non c'è ancora l'intesa, non c'è ancora l'intesa. Molto altruista qua Sheva però, Andrei! Fuori, stiamo giocando noi, ma non conta. Bruttissimo sto passaggio di Voinov. Ciao. Salutiamo la Champions League. Vabbè ragazzi. Dai, almeno non perdere anche a ritorno, insomma, salvare la faccia, insomma. Traversi, sì, però che schifo. Cioè, è un culo devastante. Ci concentriamo sul campionato, così conosciamo bene la... Guarda, è devastante. Sì, c'è un po' di turnover, tanto i 3 cambi, no? Partita andata. Siamo una squadra molto corta comunque, e per carità non solo una competizione, va anche bene, le partite non saranno tante. Certo che la nostra fortuna è veramente incredibile, Vai bella. Oh, almeno un gol per salvare l'onore. Buon giocatore Belano. Sembra che mancano ancora 2 gol. Vorrei almeno non perderla, ecco, sarebbe già qualcosa. Certo che sulle 2 partite ha giocato meglio Slova, meritano loro assolutamente. Buriak, blocking. Sì, non c'è fortuna comunque, questo va sempre in gol, oggi no. Siamo svegliati troppo tardi, stiamo facendo le azioni adesso quando ormai la partita è finita, che bello. Luzny, Sheva. Oh, ma è incredibile! Incredibile, partita stregata. Salutiamo subito i preliminari, la competizione. Non andremo neanche in Europa League purtroppo. Bella, no, dai, vinciamola almeno. Dai Fischio, andiamo a casa. Andiamo a casa che è meglio.
Vabbè. Finisce qua. Vai, dai, peccato, però avevo già visto l'andata. Ah, no, aspetta. Il sorteggio Coppa Dinamo Kiev e Vardar nella UEFA Europa League, è vero, che coglionazzo. Quindi ho ancora i preliminari, diciamo, di Europa League. Saranno forti anche questi. Non è ancora tutto perso, allora, scusate, la mia depressione immotivata. Sì, non è che sia scarsi anche a questi, però. Mamma mia. Mamma mia. Va bene, dai. Ok. Pazzesco. Almeno siamo ancora in Europa League, solo che giocheremo ogni 3 minuti, cavolo. Scherzavo sulle poche partite. Non lo so perché veramente. Oh, Russigno. Vabbè, questo prendiamolo uno in più, non ci fa certo male. Ehm, Ok, vediamo un po'. Ok, è anche buono, perfetto, anche buono in marcatura. Il centrocampista che ci serviva, 8 milioni, sicuramente migliorerà. Potremmo venderla a più soldi, secondo me. Io ho questa convinzione, speriamo. Allora, aspetta un attimo. Allenamento, preparatori. Ok, qua siamo migliorati abbastanza, tranne quello, poi dopo vedrò, insomma, di migliorare quello individuale. Ok, veloce, veloce. È tecnico. Vediamo. Ecco, voglio che migliora un po' in difesa perché così diventa un centrocampista completo. Resistenza 10, però, eh. Forse sarebbe meglio, forse fisico, c'è qualcosa? Però non fa la resistenza. Non c'è niente per la resistenza. Ah, durata. Ok. Miglioriamo un po' la resistenza onestamente perché è abbastanza un cioccolataio. Qua possiamo migliorare la finalizzazione. Tiro, ok. Ok, allora abbiamo sì, difesa gioco sulle fasce, tattico e tecnico, ci può stare intanto per agosto. Adesso andiamo col Dnipro. Non parlo. Un giocatore in più ci può servire. Adesso abbiamo il Dnipro. Diciamo che immaginavo in Champions di non poter andare tanto avanti, cioè contando le squadre che ci sono, devo fare acquisti, ma ripeto, è un progetto di 2 anni quello a Kiev. Chiaramente voglio vincere lo scudo, quello è poco ma sicuro. Siamo ancora, lo so, lo so. Ok. Lo vinciamo noi. Mettiamo un po' di pressione ma devono avercela insomma perché non ho sbagliato. Devo farle io queste cose qua, scusatemi ogni tanto, perché con sta nuova skin comunque faccio un po' più fatica. Ok, Sheva è gasato. Ok.
E vediamo col Dnipro cosa combiniamo. Dobbiamo registrarne però un po', sì. Mikhailichenko. Certo che la coppia Rebrov-Sheva mai vista, cioè, bello. Sì, sì, sì. Ok. Scusa, Pessotto. Ok. Ottimo. Allora, Ruscignolo portiamo. Lasciamo a casa. Ok, penso sia più forte lui di... Ok. Perfetto. Luzzni è morto, mettiamo Pessottino. Salviamo e andiamo. Debutto in campionato 3 agosto contro il Dnipro. Speriamo di cominciare bene la nostra avventura. Dopo la bella vittoria in Supercoppa, ma la cocentissima delusione della UEFA Champions League. Vai. Vediamo sto brasileiro. Facciamo cantare i tifosi, ragazzi. Vai. No, siamo positiva, cominciamo. Dai, siamo comunque a scoprire la squadra. Vai Zava. Tiro. Ed è gol. Belanov. Grande Belanov. Molto molto bene. Attenzione Belanov. Mamma mia, Sheva! Andriy Shevchenko. Allora, Belanov devastante comunque. Attenzione Priest. Che voglio provare il giocatore che non sembra male, anche se blocchi è fortissimo, Pallone d'oro blocchi. E pallone d'oro Sheva. Corri. Belanov. Mamma mia ragazzi, Belanov e Prest. 3-0 in 22 minuti. Grandissimo. Ah no, non so se parla veramente. Che inizio ragazzi. Beh, sinceramente dopo diciamo la Champions non mi aspettavo, però c'è da dire che campionato siamo comunque noi favoriti. Pessotto, ti prego non buttarti alla finestra, grazie. Vai Prest. Zavarov. Calcio bailato a Kiev. Belanov. Mamma mia Belanov. Dribbling devastanti. E serpentina tipo Alberto Tomba. E 4-0. La sfida comunque sarà con lo Shakhtar.
dopo vediamo se saranno anche altre squadre, perché ci sono altre squadre forti, però difficilmente secondo me siamo in Ucraina e la Dinamo a dettar legge. Belanov, mamma mia, Belanov. Dai, buono, questo morale ci deve dare grinta, vari voti ci deve dare grinta anche per l'Europa League. Mettiamo blocking, dopo aspettiamo, facciamo un po' di turnover. Sheva. Belanov è morto però, non abbiamo cambi. Abbiamo Buriak che se non è il suo ruolo, mamma mia. No, cambia poco. Il problema e proviamo Rosigno. Tanto sono tranquillo, insomma. Penso che anche in 10 la vinciamo questa. Proviamo Rosigno, nuovo colpo. Pessotto. Rosigno, nuovo nome. Fallo, porco lodro. Espulso coach, rimangono loro in 10. E finisce qua, vittoria veramente bellissima. Ok, grande vittoria, veramente grande vittoria. Partecipa all'incontro. Ok. Belanov in stato di grazia. Ok. C'è il Vardar di Skopje. Skopje, adesso la pronuncia lascio sempre a voi. Capitale macedone. Buono, ottimo inizio. Adesso vediamo in Europa, cavolo, perché comunque, diciamo, più partite facciamo e più cominciamo a prendere il ritmo. E dopo a gennaio bisogna vedere di fare qualche colpo, assolutamente. Madonna, ci sono 50 turni di qualificazione. Ok. Turno in seconda. Vabbè. Ancora, niente, insomma, la variazione, cioè, è veramente un Cume rimbambito, Il rimbambito di Bari Vecchia. Ah, non posso neanche metterlo, bene, no, cioè. Vai. Ma non posso. Dio cazzo. Dio cavolo. Mi dispiace, ma non potevo proprio metterti, cioè, devono capirlo però questi giocatori, zio Lele. È brutto di giocare a Football Manager così, registrando, che fa tutto di corsa e le cappelle sono dietro l'angolo. Ok, salviamo, raga, e ci ribecchiamo nel prossimo video con l'andata del terzo turno di Europa League. In Champions siamo andati fuori, proviamoci in Europa League, insomma.
Comunque il primo trofeo è arrivato e già questo, diciamo, non è male. Ok raga, un saluto dal comandante veneziano e speriamo di fare una buona Europa League almeno. Ciao!